Sotto la 13ª casella del calendario dell'avvento c'è un nuovo turno del secondo campionato nazionale di calcio a 5. Buon pomeriggio amici del Grande Futsal da Enrico Longo. Questa è LDFC Mestre Fenice, la 12ª giornata del girone A di Serie A2 Elite. Nuova sfida sul rettangolo di gioco del Palasport di Caramagna Piemonte con i padroni di casa gialloneri che affrontano il Mestre Fenice. Una partita importante, l'ultima casalinga dell'anno solare dei padroni di casa dell'LDFC. LDFC che è reduce dal KO di Lecco per 4-3, mentre invece Mestre Fenice arriva all'appuntamento con il doppio successo con l'OR Reggio Emilia. A centrocampo i due capitani pronti ad andare ad aprire queste danze. Arbitri dell'incontro il signor Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli, coadiuvato da Medeo La Calamita di Bari, il crono Alberto Biagio Ferraro di Seregno. Si scambiano il 5 i protagonisti di questo grande pomeriggio di futsal, pronti ad aprire le danze di una partita che promette anche quest'oggi spettacolo. Mestre Fenice è una società che sta facendo un po' di fatica in questa stagione. In questo momento è il fanalino di coda, ma il talento per quanto riguarda la formazione di Gabriele Landi non manca, così come non manca per il collega, il giovane Rosario Ganci, confermato dopo la prima stagione da capo allenatore dell'LDFC. Le due formazioni adesso si raccolgono verso le rispettive panchine per andare ad ascoltare gli ultimi messaggi e per limare gli ultimi dettagli di questa 12ª giornata di Serie A2 Elite. Momento anche della classica foto pre-match per i veneti del Mestre Fenice, mentre invece dall'altra parte sono già in campo i 5 giocatori schierati dal primo minuto dei 40 effettivi da mister Rosario Ganci, che si affida a Enrico Lamberti tra i pali, Nicolò Sandri, miglior marcatore del girone A di Serie A2 Elite. Adriane ha preferito quest'oggi, almeno per quanto riguarda la partenza, a Simone Novo, Cristian Javier dos Santos e Daniele Cerbone. Dall'altra parte la risposta di mister Landi con Diodoardo tra i pali, Gagliani, Bebetigno, Mazzon e Vailati. Scherzano ancora Mazzon e Adrianea, i due capitani. Piccola curiosità nella curiosità, entrambi classe 1991, esperienza da vendere per questi due giocatori che indossano anche entrambi la maglia numero 10. È davvero tutto pronto, primo possesso che sarà dell'LDFC con Daniele Cerbone già nel cerchio del centrocampo, pronto ad aprire questa 12ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Ultimi dettagli anche tra il primo arbitro e il crono. C'è ancora qualcosa da dire alla panchina di casa prima di cominciare questa sfida. Stanno già scalpitando i giocatori in campo. Ancora un po' di attesa. Continua nel frattempo la conversazione tra Mazzone e Oanea su quella banda lì del campo. Richiamata anche la panchina del Mestre Fenice. Adesso sembrerebbe davvero tutto pronto per cominciare. Per un dialogo tra crono e direttore di gara. Iniziano a scaldare le mani i tifosi di fede giallonera, pronti per vivere lo spettacolo del grande futsal. Giù il gettone, divertiamoci con il primo possesso dell'LDFC che attacca da sinistra verso destra. Palla subito recuperata da Mazzone e compagni con Bebetigno, preso in carica da Sandri.
C'è la deviazione di Sandri, poi Anea apre sulla banda di sinistra per Cristian Xavier Dos Santos, primo pallone toccato anche dal brasiliano che cerca subito in profondità Cerbone, che prova la conclusione volante, palla out, prima occasione dell'LD che prova subito a distendersi andando a cercare il proprio pivot. Diodoardo, portiere classe 2004, la consegna ancora al giocatore più esperto in questo momento in campo, William Thiago Martins Bebetinho, che viene però fermato sulla corsia di destra del Palasport di Caramagna Piemonte. Vailati va da Mazzon. Dos Santos anticipa di netto il numero 5 Galliani, ex Italservi Pesaro, un giocatore con tanta Serie A nel proprio curriculum. Bebetinho, Mazzon, si abbassa Galliani che va da Vailati, scambiano ancora i giocatori veneti, però non trovano lo spazio per passare, arriva così la palla persa. Quando ci siamo lasciati alle spalle i primi secondi di questa partita, 14 punti conquistati fino ad ora dall'LDFC, sono invece 8 punti conquistati dalla formazione di Mister Landi, che è ritornato qui in panchina, anzi ad ottobre, e ha sostituito la coppia che prima c'era in panchina, composta da Luca Mastro Giovanni e Mirko Vecchiato. Mazzon non rischia, va ancora da Bebetinho che la gioca con la suola. Mazzon prova a pennellarla per Galliani, Sandri ci mette una pezza, la palla rimane in campo, Anea con il petto controlla, la rende disponibile per Dos Santos, poi si abbassa ancora capitano Anea, va a prenderla Cerbone, parallela però Anea, finisce però il campo, arriva così la palla recuperata dal Mestre Fenice. Classica fase di studio fra le due formazioni, con l'LD che però è subito molto alta in fase di pressione, in fase di non possesso, per andare a conquistare subito la sfera. Poi c'è una sorta di misunderstanding qui tra Lamberti e Sandri, con il vice capitano dell'LDFC che con tanta esperienza lascia scorrere la palla fuori. Abbiamo ricordato in apertura il super avvio di stagione di Nicolo Sandri, 16 marcature per lui che è il miglior marcatore non solo della sua squadra ma dell'intero raggruppamento di Serie A2 Elite. Mentre invece per quanto riguarda i principali terminali offensivi del Mestre Fenice, da sottolineare le cifre di Mazzone e Ruzzene, con 8 gol a testa. Mazzone schierato nel quartetto di giocatori di movimento, mentre invece Ruzzene è pronto fuori a giocare i primi minuti di questa partita. Vailati, Bebetinho, Vailati, si abbassa Mazzon che riceve in questo momento, cambia lato per Galliani, finta di corpo, non si riesce a passare lì perché c'è ancora un ottimo Dos Santos. Bebetinho deve indietreggiare, Sandri è francobollato a lui, la tocca ma non riesce però ad arrivarci Cerbone. Galliani ancora, Vailati prova ad allungare la palla che passa davanti alla panchina dell'LDFC, ha varcato però la linea laterale. Si proseguirà quindi con una rimessa laterale per l'LDFC, affidata a Dos Santos. Sandri, Dos Santos ancora, il brasiliano extra le altre di Sporting Altamarca e Canottieri Belluno. Qui Vailati può controllarla, Bebetinho, imbucata per Mazzon, prova a girarsi il 10, viene però fermato da Dos Santos che è già dall'altra parte. Poi una serie di break, c'è anche un contatto tra Galliani e Cerbone, tutto regolare però secondo Amedeo La Calamita. Si può così proseguire con una rimessa laterale per i gialloneri che attaccano ancora con il solito Dos Santos. Isolamento adesso per lui che va da Sandri, riesce a controllare la spalla alla porta in classe 2000 di Rosario Ganci. Quindi Dos Santos si accentra, pensa per un attimo anche alla conclusione, poi preferisce andare sulla corsia di destra da capitano Anea dietro a Vailati. Cerbone prova a fare sportellate ma è ottimo qui il lavoro del classe 1992 ex Città di Mestre e Futsal Villorba, Nicolò Vailati, che gioca l'ennesima palla di questo avvio. Bebetinho, ancora Vailati, Mazzon ha qualche problema nel controllo, ha capito tutto Sandri, poi prova ad arrivarci, lo fa con i tempi giusti Dos Santos. Quindi Cerbone ancora in attacco, l'LD con un fallo questa volta sì commesso da Galliani su Cerbone, è arrivato in ritardo in classe 1995, prima stagione per lui con i colori del Mestre Fenice, nulla naturalmente di volontario, è franato però addosso al numero 11 Galliani. Si ripartirà quindi con una punizione
Primo calcio piazzato dopo questo primo fallo del pomeriggio per l'LDFC, che vuole giocarselo con Oanea e Dos Santos. Vediamo se sarà il mancino del numero 10 o il destro del 17. Lascia la sfera Oanea, parte la rincorsa lunghissima di Dos Santos che va per i pali. C'è una deviazione di Bebetinho, si ripartirà molto probabilmente con un corner dalla destra per l'LDFC. Palla che ha superato la linea di fondo, anzi no, fallo laterale nei pressi però della bandierina che nel futsal naturalmente non c'è. Oanea apre per Sandri che prende la mira, conclusione che fa la barba al palo. Ha messo subito il mirino Nicolo Sandri e va un passo dal 17° centro stagionale. Con le mani di Odoardo, Bebetinho cerca un movimento per i compagni, si abbassa Vailati che gli dà la linea di passaggio. Ancora Bebetinho, prova a scavarla per Mazzon che ci arriva. Sandri ancora con grandissima energia, ma è brava però adesso la formazione veneta a mantenere il controllo della sfera. E poi c'è il fallo di Nicolo Sandri ai danni di Gagliani. Ha strattonato il più diretto avversario, il vice capitano dei padroni di casa. Adesso ci prova Mazzon che se ne va via. Ancora Mazzon, c'è la parata di Enrico Lamberti che si fa trovare pronto al primo intervento del pomeriggio. Qui è stato bravissimo Mazzon a girarsi col perno, a superare prima Oanea e poi a concludere verso la porta avversaria. Palla in mezzo, Bebetinho non riesce a controllarla, Cerbone è già dall'altra parte, gli offre il passaggio Dos Santos che poi con la punta del piede va ancora dal proprio pivot. Poi c'è un flipper tra diversi giocatori, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Mestre Fenice, rimane così in attacco l'LDFC che prima ha dimostrato di sapersi difendere splendidamente con il proprio portiere e poi dall'altra parte in transizione offensiva a farsi trovare pronta Oanea. C'è ancora però qualcosa da mettere a posto. C'è un colloquio tra Bebetinho e Dos Santos, i due brasiliani in questo momento in campo. Vengono richiamati dal direttore di gara. Colloquio quindi con Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli tra i due. Sembra comunque tutto ok tra il 17 e il 21. Oanea la mette lì sul punto della battuta, serie di blocchi, però poi si torna indietro da Lamberti che prova conclusione, prova a concludere, c'è una deviazione di petto, molto probabilmente, o forse no, stanno abbracciando tutti Enrico Lamberti. Nico Sandri dice l'ho toccata forse io. LDFC in vantaggio, 16-20 ancora da giocare. 1-0 al Palasport di Caramagna Piemonte. Con numero 27 Voi che la state seguendo da YouTube potete poi mandare indietro di qualche secondo, andare a vedere, magari anche a rallenti, l'ultimo tocco. Poco però cambia per quanto riguarda il risultato parziale di questa partita, 1-0 per i padroni di casa. Vediamo adesso quale sarà la reazione del Mestre Fenice, che mette nella mischia altri due elementi molto interessanti, il numero 94 Lorenzo Cullani e il numero 8 Cristian Ruzzene, classe 2003, classe 2005, forze fresche, energia, gioventù e talento a disposizione di mister Gabriele Landi. Bebetinho va proprio da Cullani, Rex Lecco fa subito sportellate, dietro per Vailati, quindi Bebetinho. Il taglio di Ruzzene che riceve, ancora il numero 8, preso in carica da Cerbone, imbucata poi di Vailati, scambiano Bebetinho-Vailati, ha capito però tutto la difesa di casa che mette fuori ritmi subito piacevoli in queste prime battute di questa sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie 2 Elite. Cullani da fuori con la punta, palla che trova solamente i cartelloni pubblicitari del Palasport di Caramagna Piemonte. Dos Santos, Sandri, Oanea, disposti 3-1 adesso i ragazzi di mister Ganci con il più avanzato di tutti Cerbone. Sandri, break, poi si torna indietro, si va a ragionare da capitano Oanea. Il romeno va da Dos Santos, quindi Lamberti che prova ancora a disegnare con i propri piedi, questa volta palla che finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Sebastiano Di Odoardo. In campo nuovo, quartetto dell'LD che è di solito il classico in questa prima parte di stagione. Nel frattempo arriva un fallo, Cullani è stato steso a terra. Qui gran lavoro, grande fisicità da parte del pivot classe 2003. Arrivato novembre al Mestre Fenice, per lui esperienze con Cusmolise, Manfredonia, Eur, Lecco, Mantova, Benevento, Salerno, Aniene, con cui ha fatto anche il proprio esordio in Serie A. E Forte Colleferro, società del suo paese natale,
Calcio piazzato per il Mestre Fenice, con Bebetigno che sembra intenzionato ad andare per i pali. Con lui anche Mazzon sul punto della battuta, dispone la barriera Lamberti, Mazzon la lascia lì, Bebetigno la porta avanti. Nulla di fatto però, c'è anche qualche protesta da parte del vice allenatore Daniele Caccese sulla regolarità di questo calcio piazzato. Molto probabilmente non c'era stato il tocco precedente, prima poi della cavalcata verso la porta di Bebetigno. Si rimane comunque ancora sull'1-0. Dos Santos anticipa di netto Bebetigno, ancora Dos Santos che la nasconde. Poi prova ad andare da nuovo, ha capito tutto però il Mestre Fenice che prova a rispondere, la palla rimane poi lì nei pressi della metà campo con Vailati che prova ad attaccare, fermato in modo irregolare da Nicolo Sandri, che non è proprio d'accordo con questa segnalazione arbitrale. Viene anche richiamata la panchina giallonera. In campo nel frattempo per i primi secondi di questo pomeriggio anche Granci Moscoso, il nativo di Santo Domingo, tocca il primo pallone della sua partita. Ruzzene ancora per Moscoso, viene anticipato Bui, Cerbone là fuori, sinistro rasoterra che finisce di poco largo alla sinistra della porta di Diodoardo. Diodoardo va da Bui, uno dei gioiellini del Mestre Fenice. Senza problemi Lamberti. Novo. Dos Santos perde per un attimo la maniglia al brasiliano. L'ultimo a toccarla poi è stato Cullani. Si ripartirà con una rimessa da fondo campo per l'LD, affidata ancora naturalmente ad Enrico Lamberti, che va da Cerbone, protegge molto bene il pivot piemontese, che poi la lascia scorrere per Nicolo Sandri. 14 minuti sul cronometro, ancora da giocare di questa prima frazione. Novo si accentra, apre per Cerbone, 1 contro 1 con Moscoso, imbucata per Sandri che vuole ridargliela, predica calma però Cerbone. Aveva provato subito di prima ad andare dal proprio pivot, qui Nicolo Sandri. Rimane comunque in attacco il team di Ganci. Palla scodellata per Sandri che si coordina. La parata di Diodoardo. Poi la lascia scorrere Lamberti. Ancora una volta pericoloso Sandri, che ha propiziato il vantaggio. Dos Santos. Fuori misura qui il passaggio proprio per Nicolo Sandri. Può così rifiatare il Mestre Fenice, con l'esperto Granci Moscoso che mette a posto i suoi come fossero delle pedine. Ancora il numero 4 che va da Ruzzene, conclude Ruzzene, para ma non riesce a trattenerla Lamberti. Dos Santos poi con il corpo a proteggerla, abbassa il baricentro, poi di esperienza va lì a far carambolare la sfera sui piedi di Ruzzene. Ancora Dos Santos, quindi Lamberti nella propria area, rischia tantissimo qui l'LD, fa la cosa più saggia da fare Daniele Cerbone, che la mette fuori senza troppi fronzoli. Ruzzene accorcia e riceve, gli offre il passaggio Cullani ma preferisce andare da Barnava a Bui. Il classe 2004 danza ancora sulla sfera, poi va da Moscoso. Cullani rimane basso, Bui viene cercato, non riesce però a raggiungerla. Per lui anche esperienze con la nazionale Under 19 italiana. Dos Santos la alza per Cerbone, fermato però da Moscoso, poi Bui, grande giocata da parte del 17, Ruzzene, Cullani prova a trovare il suo flow, la manovra del Mestre Fenice con Cullani che prova ad andare fino in fondo nei pressi della linea a mettere fuori Dos Santos. Livello tecnico elevatissimo per la formazione che in questo momento si trova sotto nel punteggio, ma pienamente in partita dal punto di vista mentale. Ruzzene ancora, va da Moscoso, pasticcia Lamberti e pareggia subito il Mestre Fenice. Lo fa con Granci Moscoso e 1-1.
ha segnato per il Mestre Fenice col numero 4 Costoso. Con il giusto mix tra gioventù ed esperienza, il Mestre Fenice ha rialzato subito la testa e con la seconda marcatura stagionale in Serie A2 Elite di Granci Moscoso si è riportata lì a contatto con l'LDFC. Dos Santos, Novo, 1 contro 1 con Ruzzene, riesce poi a rientrare Cullani a mettere fuori. Sandri, Dos Santos, finta di corpo ancora di Cristian Dos Santos che poi si accentra, se la rimette sul mancino, poi ancora sul destro, riesce a limitarlo molto bene Bui, ha cercato poi una geometria importante qui Dos Santos sul secondo palo per Novo che non è però riuscito ad arrivarci. Diodoardo deve asciugare per un attimo la palla, poi la lascia a Bui, si abbassa Cullani, Bui prova ad andare direttamente in porta, è attento, è ben posizionato Lamberti che controlla e poi esce dalla propria area, adesso già nel cuore del centrocampo, deve affrettare le operazioni però per tornare in porta. Ha provato Bui che poi chiede scusa ai compagni, ha provato dalla distanza il numero 17, è entrato sicuramente però con la testa giusta in questa contesa. Lui che è cresciuto con i colori del Fenice. Sandri nel frattempo a chiamare in causa ancora Diodoardo, poi c'è un contatto tra Cullani e Novo, alla peggio il giocatore dell'LD e poi con grandissimo fair play Ruzzo ne mette fuori. Vediamo se servirà anche l'intervento dello staff sanitario presente qui al Palasport di Caramagna. Ha preso un colpo in pancia Simone Novo che viene aiutato a rialzarsi adesso da Sebastiano Diodoardo. Sembra nulla di grave per il giocatore dell'LD che nel frattempo lascia il campo per Rosano. Primi minuti di questa partita anche per uno dei volti nuovi di questa stagione dell'LDFC, Antonio Toni Rosano con la maglia numero 16. Sandri per Dos Santos, riceve il 17 che poi prova ancora una volta a mettersi in proprio, a creare superiorità numerica, riesce a farlo servendo Sandri che prende la mira, si salva però con Crescenzo il Mestre Fenice, poi super intervento sulla palla di Dos Santos, secondo il direttore di gara no, ammonizione per Dos Santos. Qui sembrava davvero pulito l'intervento di Cristian Xavier Dos Santos, almeno dalla nostra postazione. Sicuramente importante dal punto di vista dell'intensità, ma sembrava davvero esserci tantissima palla in questo intervento. Non è stato però dello stesso avviso il direttore di gara. Si ripartirà quindi con un calcio piazzato per il Mestre Fenice. E primo problema importante per quanto riguarda l'LDFC, perché oltre all'ammonizione si tratta del quarto fallo di squadra per la formazione locale, quando mancano 11 primi e 32 secondi al termine della prima frazione. Mazzone e Gagliani a collocchio per questo calcio piazzato. Sono Crescenzo e Bebetigno gli altri due giocatori di movimento. Gagliani si allontana, Mazzon va a concludere, conclusione del numero 10 però larga. Ritorna in campo Vailati, proprio al posto di Mazzon. Sorbo controlla, prova ancora a girarsi Francesco Sorbo, viene fermato in modo irregolare da Vailati. Calcio piazzato da una parte, calcio piazzato dall'altra. Questa volta però per l'LDFC la posizione è più defilata. Se ne incarica il solito Dos Santos, che deve prendere la rincorsa proprio davanti alla panchina di Mister Landi, che viene anche redarguito.
e viene fatto allontanare lì dal punto della battuta. C'è davvero poco spazio tra panchina e campo. La sponda di Sandri per Novo, che riesce a coordinarsi ma non però a trovare la porta. Si rimane sull'1-1, ritorna in campo Rosano. Diodoardo, Bebetigno, Pisa per Galliani, che va a cercare ancora Bebetigno, esce Lamberti. Non si è capito poi l'estremo difensore di casa con Francesco Sorbo. Palla persa dall'LD. Crescenzo sotto la nostra postazione, pronto a rimettere in campo la sfera. Va da Vailati, quindi Bebetigno. Si conoscono molto bene questi giocatori. Galliani poi la ripulisce per Vailati. Bebetigno rischia qualcosa su questo passaggio. Galliani per un attimo aveva perso forse la bussola, riesce comunque a ritrovarla. Poi Bebetigno allarga per Vailati, di testa, fuori dalla propria area Lamberti. Vailati, velo di Galliani per Bebetigno, che cerca ancora Crescenzo con la sponda. Galliani la controlla in 2 tempi, poi in 3. Crescenzo la prolunga per Bebetigno, in scivolata Rosano a metterla fuori. È stato provvidenziale l'intervento del numero 16, che si è allungato in scivolata e ha messo out. Azione corale adesso del Mestre Fenice, che prova con tutti i propri elementi a trovare uno spazio nella retroguardia di casa. Nel frattempo ci avviciniamo alla fine del primo quarto di gioco, 10:47 ancora da giocare, tutto in perfetta parità sull'1-1. Alla rete confezionata da Lamberti e Sandri ha risposto quella di Granci Moscoso. Dos Santos, Sandri tra le linee, Sorbo va da Rosano per il vice capitano. Rosano poi Pisa per Sorbo, ha capito tutto il Mestre Fenice, che non trova però poi lo spazio e le spaziature per provare una nuova sortita offensiva. Palla così che viene recuperata dall'LD. Rosano la lascia lì, Dos Santos in mezzo per Sorbo, che prova a pulirla, rischia tanto ma poi arriva ancora di gran carriera Dos Santos. Sandri da fuori, c'è una deviazione, Sorbo la controlla. Crescenzo, la palla non esce mai, ritmi altissimi a Caramagna, con Crescenzo, Vailati, tutto in un fazzoletto. Dos Santos controlla, va da Sandri che si gira, Diodoardo però era già lì, uscito molto bene, poi riesce anche con le mani ad anticipare Rosano. Bebetigno, giocata sulla corsia di destra, Galliani prova ad andare qui da Vailati, gli sporca la linea del passaggio Sandri, che mette fuori. 9:50 da giocare. Bebetigno, il numero 21, ex Pistoia tra le altre, danza sulla sfera tra 4 giocatori, la nasconde ancora, poi la perde. Sorbo, Sandri, scambiano i 2. Poi ha provato ad andare a memoria Sandri da Dos Santos, che era rimasto attardato, tatticamente la cosa giusta da fare. Errore tecnico qui da parte di Nicolo Sandri, uno dei rarissimi errori non solo di questa partita ma dell'intera stagione per il classe 2000, che adesso va a rifiatare in panchina. Diodoardo con i piedi, è entrato al posto di Sandri Cerbone, che per qualche secondo aveva preso una posizione non proprio sua. Adesso va a riprendere la sua porzione di campo preferita, lì a fare a sportellate con i centrali avversari. Daniele Cerbone, per lui sono già arrivate 8 marcature in questa stagione. Giocatore di esperienza e di talento, si abbassa, riceve. Dos Santos, 1 contro 1 con Galliani, marcatura uomo adesso tra Dos Santos e Galliani. Sorbo rischia, Crescenzo col tacco per Vailati, ruleta poi di Vailati che si rialza, la controlla ancora ma è più veloce di tutti. Oanea si pasticcia ancora, era arrivato come un falco Vailati, posizionato bene centralmente Lamberti che salva i suoi. Da un portiere all'altro Diodoardo mette giù e va da Galliani. Crescenzo, Bebetigno per Crescenzo, che la alza, un po' pigro qui il suggerimento. Dos Santos, c'è spazio per Sorbo che la mette sotto la traversa, riporta in vantaggio l'LDFC. Francesco Sorbo è 2-1. Ha segnato per l'LDFC con numero 39 Francesco
Arriva il primo gol stagionale per quanto riguarda la Serie A2 Elite per Francesco Sorbo. Gol pesante nell'economia di questa partita. Marcatura che riporta in vantaggio l'LDFC per la seconda volta nel pomeriggio. Pallone che ritorna così nel cerchio del centrocampo. Galliani, Vailati, Bebetigno, che dà sempre l'impressione di creare qualcosa di buono. Detto fatto! La reazione del Mestre Fenice è subito arrivata con il gol del 2-2. Ha segnato per il Mestre Fenice col numero 10 Mazzon Luca. Meno di 10 secondi è durato il secondo vantaggio del pomeriggio dell'LDFC, perché Mazzon ha riportato la sfida in perfetta parità da sottoporta. Non ha sbagliato il Tappini, il capitano del Mestre Fenice, che recupera un altro pallone, viene fermato poi in modo regolare secondo il direttore di gara. È rimasto però a terra Novo, che si tocca il ginocchio. Sembra un problema piuttosto serio qui per Simone Novo, che si tocca il ginocchio destro. Entrato anche subito il medico presente qui a Caramagna Piemonte. Momenti che non vorremmo mai vivere. Mazzon va sportivamente a sincerarsi delle condizioni di Novo, che speriamo naturalmente di rivedere in campo al più presto. Viene aiutato dal medico e da Daniele Cerbone a lasciare il campo tra gli applausi di tutto il pubblico presente qui al Palasport di Caramagna Piemonte. Perde un giocatore importante l'LDFC. In un momento già delicato della partita, sul 2-2, quando mancano 8 minuti e 29 secondi al termine di questa prima frazione. LDFC che dovrà così stringere ancora di più i denti in questa delicata sfida contro il Mestre Fenice. Si riparte nel frattempo con la palla recuperata dai gialloneri. Poi Cullani va a fare sportellate, è rimasto a terra Oanea, tutto regolare, semplice rimessa laterale per l'LD. Oanea con la sua classica giocata, Vailati controlla, va da Ruzzene. Mazzon, autore del gol, che sta per adesso valendo il 2-2 temporaneo. Vailati indietro per Cullani, preso in carica da Adriano Oanea. Ancora Lorenzo Cullani per Mazzon. Si lotta su ogni pallone. Cullani va da Mazzon, che va un passo dal 2-3. Occasionissima del Mestre Fenice. Oanea. Sandri. Dos Santos. Palla toccata da Mazzon. Rimessa per l'LD. Davanti alla panchina veneta. Sandri. Oanea. Ancora Sandri. Va ancora da Oanea. C'è troppa però potenza in questo passaggio di Nicolò Sandri per Adriano Oanea. Palla così che viene recuperata dal Mestre Fenice. Ruzzene, Vailati, Mazzon. Capitano del Mestre Fenice, che ha subito risposto presente con il 9° centro in Serie A2 Elite. Cullani controlla, poi prova a concludere. Attento qui Nicolò Sandri, alle spalle del numero 94, a fare una grande giocata, a conquistare anche la rimessa da fondo campo per i suoi. Adriano Oanea, un po' di spazio adesso sulla banda di destra. Ancora Oanea, finta di andare in mezzo, torna indietro da Sandri. Quindi Dos Santos cerca ritmo adesso la manovra piemontese con Dos Santos. Sandri, Oanea. Si abbassa Cerbone, velo di Dos Santos, scambiano i due, prova a controllarla
in volo Dos Santos, coefficiente di difficoltà della giocata elevatissimo. Mazzon, Cullani fa perno con il corpo, riesce per un attimo a ritornare ancora sulla sfera, che rimane comunque per la formazione bianco-arancio. Nel frattempo continuano le operazioni sulla panchina dell'LD, con Simone Novo che è fermo in questo momento ai box. Mazzon si mette in ritmo, conclude, alto però sopra la traversa. Torna in campo Moscoso, che va subito a prendere in carica il giocatore più avanzato dell'LD, in questo momento Daniele Cerbone. Sebastiano Diodoardo per Lorenzo Cullani, che con grande fisicità continua a mettere in difficoltà la retroguardia di casa. Fa tutto molto bene qui Cullani, che poi va a concludere anche con il mancino. Avrebbe voluto un fischio che non è stato però... che non è arrivato, scusate, per una trattenuta ai danni del 94 di Landi. Sandri, Dos Santos in buca per Cerbone, prova a girarsi l'11 che poi conclude col mancino, para, attento sul proprio palo Diodoardo. Ha protetto bene il primo palo l'estremo difensore veneto. Sandri pensa per un attimo alla conclusione, poi controlla, va da Cerbone che prova a girarsi e sulle sue tracce Moscoso. Metà strada poi tra un tiro e un passaggio sul secondo palo, la palla che si perde in fallo laterale. Mazzon, sfida tra numeri 10 tra i due capitani. Qui Mazzon la fa scorrere fuori dal campo, nessuno su quella corsia. Fuori Oanea, dentro Sorbo, autore di una grande marcatura che per qualche secondo è anche valsa al vantaggio secondo del pomeriggio per l'LDFC. Sorbo alza la testa, ci prova poi col mancino, va sul secondo palo. Grande lavoro da parte di Luca Mazzon, prezioso non solo in attacco ma anche in fase difensiva, così come ha fatto un gran lavoro anche Francesco Sorbo. Ha scelto i tempi giusti per questa giocata. Sandri, classica giocata con Dos Santos che la rimette a posto, va da Sandri, alto però il tiro di Nicolo Sandri. 5,52 sul tabellone luminoso del Palasport di Caramagna. Diodoardo, fuori misura qui il suo suggerimento per Moscoso, che avrebbe voluto la sfera naturalmente più in profondità, come mima con la mano. Sandri prova a rovinare le linee di passaggio adesso il Mestre Fenice e rende così le cose complicatissime a Nicolo Sandri. Mazzon Diodoardo con i piedi, anticipato Cullani da Sandri. Ora Sandri si prende la corsia centrale, poi rapidissimo Diodoardo ad arrivare su questa palla. Ruzzene, diagonale, ha capito tutto ancora Sorbo, che poi arriva ancora sulle seconde palle. Giocatore di Sandri! Un'altra magia di una stagione stellare di Nicolo Sandri. E l'LDFC è ancora una volta, per la terza volta, in vantaggio e 3-2. Ha segnato per l'LDFC con il numero 6 Nicolo Sicuramente già arrivato a quota 17. C'è poi da andare a controllare il primo gol di questo pomeriggio, se è stato realizzato da lui o da Enrico Lamberti, che controlla qui la sfera. Moscoso anticipa Cerbone. Cerbone la scava proprio per Sandri, la lascia scorrere fuori Mazzon. Cullani a prendere posizione, a far valere tutta la fisicità. Bui nel frattempo è ritornato in campo, para Lamberti, che avrebbe voluto però la presa, che non è arrivato, non ha rischiato qui il numero 27, che si dispera un po' con se stesso, ma riesce comunque ad evitare guai ben peggiori per l'LDFC. Moscoso, Cullani prova ancora a girarsi, attento Sandri, anticipato Cerbone da Moscoso,
quanta intensità su questi secondi palloni. Non perde tempo però l'LD, prova a sfondare con Sandri, prima Bui e poi Diodoardo a controllare, a salvare il Mestre Fenice. Cullani, Moscoso, Bui attraversa la propria area, poi palle in profondità per Mazzon che prova a girarsi. Dos Santos mette out. Moscoso ha un po' di spazio adesso, il giocatore nato a Santo Domingo. Ancora il dominicano. Cullani con precisione e potenza riesce in una bella giocata per Moscoso. Quindi Mazzon anticipato in modo regolare da Cerbone, situazioni 2 contro 2 con Cerbone che va da sorbo, vuole andare ancora dal proprio pivot il 39, ha capito tutto però il Mestre Fenice che poi esce splendidamente con Bui che prova quasi in surplus a concludere. C'è ancora Dos Santos a mettere fuori da una situazione pericolosa il Mestre Fenice. È rinato, scusate il gioco di parole, con la Fenice che rinasce e prova a farsi vedere dall'altra parte. Con Bui, strepitoso ancora una volta. Stiamo parlando di un classe 2004 che conclude ancora. Conclusione strozzata, ma c'è stata una deviazione. Bebetinho. Bui riceve, scambia ancora con Bebetinho, la palla che poi non passa, sul secondo palo c'era Moscoso, Dos Santos, Sandri la vuole, la riceve, poi prova la sterzata, ma Cullani in scivolata riesce a salvare il Mestre Fenice. Dos Santos prende posizione per un attimo Cerbone che poi attacca la profondità. Blocco offerto da Rosano, molto ruvido e anche irregolare secondo il direttore di gara. È rimasto a terra Bui. Suona la sirena, quinto fallo di squadra per l'LDFC quando mancano 3 minuti e 28 secondi. Deve fare attenzione adesso l'LD a non concedere il tiro libero. Sono appena 2 invece le infrazioni commesse dal team di Gabriele Landi che adesso attacca con Galliani. Ancora Galliani, si accentra, conclude, c'è una deviazione, poi c'è la parata di Enrico Lamberti, attento qui ad andare giù in un nanosecondo e a mantenere il punteggio sul 3-2. Ancora Galliani da fuori, un centrale che ha da sempre il vizio del gol anche pesantissimi nella propria carriera, come la doppietta realizzata in Supercoppa Italiana nella finale, giocata con la maglia della Feldi Eboli. Giocatore che ha davvero tantissima esperienza nel proprio bagaglio. Nel frattempo viene anche richiesto l'intervento dello Spazzolone, con il buon Beppe, dirigente della squadra di casa, che va a rimuovere la pozza di sudore che si è depositata sul parquet del Palasport di Caramagna Piemonte. Ne approfittano le due squadre per rifiatare, con il cronometro che continua a scorrere verso il giro di boa. Mancano appena 3 minuti, qualcosa in più ancora da giocare, con l'LD che è in vantaggio di una lunghezza 3-2. Lamberti per Sandri che la controlla, non riesce però a tenerla sul rettangolo. Bailati. Galliani può avanzare adesso il 5 che va da Bui, quindi Galliani. Bebetinho controlla, si gira, viene raddoppiato anche Bebetinho, riesce comunque a mantenere vivo il possesso per il Mestre Fenice. Bui che nel frattempo ha anche cambiato corsia, poi ritorna sulla propria, giocata di Galliani ancora. Da uno sguardo ai compagni, attacca la profondità, non viene però servito da Bebetinho che preferisce andare da Bui ancora sulla corsia di destra davanti alla panchina dell'LD. Serie di finte di Bui che conclude. Lamberti in 2 tempi, riesce a controllarla, mette in moto Cerbone che la nasconde su Bebetinho, poi va sul secondo palo da Rosano che prova ad intervenire. Viene poi ammonito Bui, mentre dall'altra parte sono rimasti a terra Diodoardo e Rosano. Che giocata di Daniele Cerbone sulla corsia di sinistra, che l'ha letteralmente nascosta prima di andare poi sul secondo palo.
E con l'ammonizione e il fallo di Bui sale a quota 3 il conto dei falli di squadra del Mestre Fenice. Nel frattempo è stato anche ammonito un giocatore della panchina del Mestre Fenice. È finito sul taccuino dei cattivi Federico Genovesi, estremo difensore della formazione veneta. Si ripartirà con un calcio piazzato per l'LD, con Sandri Dos Santos sul punto della battuta. Parte la rincorsa di Nicolo Sandri, c'è una deviazione. L'ultimo a toccarla è stato un giocatore con la casacca arancione, rimane così in attacco l'LD. Con il corner dalla destra, Onea per Dos Santos, Bebetinho mette fuori, Onea quindi, Dos Santos scusate, quindi va da Lamberti. Sandri, 1 contro 1 con Galliani, cambia poi lato. Dos Santos, nonostante il tocco di Cerbone, riesce a controllarla. Sfida tutta sudamericana adesso tra Dos Santos e Bebetinho. Palla recuperata da Vailati, squadre spezzate con Vailati che prova ad approfittarne, accorcia però e libera l'area. Nicolo Sandri di gran carriera, 1,50 da giocare, Galliani la alza, poi la rialza, finisce però il campo per lui, non riesce naturalmente ad arrivarci qui Ruzzene. Suona la sirena, time out richiesto dalla panchina dell'LDFC quando mancano 1 minuto e 48 secondi al termine di questa prima frazione. Ritornano in campo le squadre dopo il time out richiesto dalla panchina di casa dell'LDFC. Rosano, Dos Santos, Lamberti. Assenza importante da una parte e dall'altra con Andy Dragone fermo i box per quanto riguarda l'LDFC e Carlo Wenu per quanto riguarda invece il Mestre Fenice. Entrambi fuori per infortunio. Bebetinho. Vailati, Mazzon. Buca per Bebetinho. Dos Santos ancora lì a controllare il numero 21. Ultimo tocco è proprio del nativo di Curitiba. Palla recuperata dall'LD. Lamberti va in profondità in 2 tempi, Vailati, grandissima la giocata qui in una posizione del campo delicata. Ruzzene dall'altra parte, paratone in uscita di Lamberti, ancora Ruzzene e Bebetinho. Pareggia ancora il Mestre Fenice, partita stupenda Caramagna Piemonte, 3-3 tra LDFC e Mestre Fenice. Ha segnato per il Mestre Fenice Bertigno. Ancora un giro di lancette. Sandri
fermato da Mazzon. 1 minuto esatto ancora da giocare, con il Mestre Fenice che per la terza volta si è portato lì a contatto nella sfida. Deve fare attenzione anche alla questione falli. L'LD che da qualche minuto ha commesso il quinto fallo di squadra della frazione. Ruzzene ancora col talento, va da Bebetigno. Voleva ancora cercare quel tipo di soluzione lì Bebetigno. Soluzione che ha fatto male, malissimo anzi, all'LD nella precedente azione, che ha propiziato il gol del 3-3. Mazzon con la punta per Ruzzene, che si coordina in un nanosecondo, palla alta, non di troppo. Sorbo, Sandri, Sorbo. Rosano ha un po' di spazio al 16. Dos Santos per Sandri, controlla al 6, si coordina, ce l'ha sul mancino, conclude. Conclusione che non trova la porta, però ancora un brivido per la retroguardia del Mestre Fenice. Diodoardo direttamente con le mani per Ruzzene, da un portiere all'altro, controlla senza troppe difficoltà Lamberti. 20 secondi ancora da giocare, con Francesco Sorbo. Dos Santos, Sandri, grande palla per Sorbo, quindi Rosano va ancora da Sorbo, ma che anticipo di Mazzon! Superlativo qui il numero 10 del Mestre Fenice, che è arrivato come un falco e ha messo fuori, con i tempi giusti. Soluzione giusta qui del numero 10, che poi si tocca anche le gambe. Interventone da parte di un giocatore che fa male in attacco e si rende davvero molto molto utile in fase difensiva. 9.8. Dos Santos sul punto della battuta, scava per Sandri che si coordina ancora una volta. Nicolò Sandri, immenso, il numero 6 dei padroni di casa gialloneri, e 4-3. Ha segnato per LDFC con numero 6 Nicolò. In uno dei momenti più importanti per la testa della partita, Nicolò Sandri ancora ad andare a segno, poi suona la sirena, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 4-3 per i padroni di casa. 10 minuti di respiro anche per noi prima di vivere tutti insieme lo spettacolo del secondo tempo di LDFC Mestre Fenice.
Ritornano in campo LDFC Mestre Fenice, pronte a giocare questo secondo tempo di questa sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Grande spettacolo nei primi 20 minuti effettivi, con l'LDFC in vantaggio di una lunghezza sul 4-3. Andiamo a scoprire quale sarà la storia di questa seconda frazione. Già schierate in campo le due formazioni, stanno prendendo posto sulle rispettive panchine anche gli altri giocatori e gli staff tecnici. Mazzon, Bebetigno, Ruzzene, Vailati e Diodoardo tra i pali per la formazione veneta. Lamberti, Rosano, Sandri, Cerbone e Dos Santos per quanto riguarda i piemontesi di Mister Ganci. Sembra davvero tutto pronto qui al Palasport di Caramagna Piemonte per i secondi 20 minuti. Partita naturalmente più che mai aperta. 4 volte in vantaggio la formazione di casa, ma per 3 volte il Mestre Fenice ha trovato prontamente il gol del pareggio. Ruzzene, Vailati, comincia così questo secondo tempo. Mazzon, Bebetigno, Ruzzene suggerisce il passaggio, prova ancora a mettersi in moto il numero 8, anticipato però da Dos Santos. Sandri in profondità da Cerbone. Altra super prestazione per Nicolo Sandri, che ha trovato 3 gol portandosi a quota 19, si sta avvicinando a quota 20 marcature, tutte realizzate nel girone di andata. Cifre incredibili per quanto riguarda Nicolo Sandri. Bebetigno, Vailati, imbucata per Ruzzene, ha capito tutto l'LD che attacca ancora con Sandri, un po' precipitoso qui nell'andare da Cerbone, che era rimasto attardato di qualche metro. Poi la palla che finisce dietro ai tabelloni pubblicitari, è andato a recuperarla Moscoso. Bebetigno, Mazzon, Ruzzene, Vailati, allarga il campo il Mestre Fenice, lo fa con Vailati. Bebetigno con calma olimpica, Ruzzene, Bebetigno, Mazzon non ci arriva. Dos Santos, lato lato per Sandri. Rosano, un po' di errori in queste prime battute del secondo tempo da una parte e dall'altra. Ruzzene prova a mettere tutti d'accordo. Mazzon cambia versante, va da Bebetigno, col tacco Ruzzene. Ci sono però solamente giocatori dell'LD in quella porzione di campo. Poi Rosano prova ad allungare per Cerbone. Diodoardo può controllarla senza troppe pressioni. Bebetigno, Mazzon raccoglie 1 contro 1 con Dos Santos che la tocca e poi completa l'opera Enrico Lamberti. Lamberti con le mani direttamente da Cerbone, viene anticipato Diodoardo da Vailati che poi subisce il fallo di Sandri. Primo fallo di questo secondo tempo. Situazione falli che ha visto l'LD raggiungere il bonus nel primo tempo, fermandosi però poi a quota 5. Non abbiamo ancora visto tiri liberi in questo pomeriggio di Caramagna Piemonte. Mazzon, Vailati, Bebetigno. Abbiamo parlato della grande prestazione di Sandri, non può non essere sottolineata la prestazione per quanto riguarda il team di Gabriele Landi, di Mazzon, in classe 1991. Ha davvero giocato 20 minuti di assoluta qualità. Lui che è uno dei giocatori più rappresentativi del Veneto e non solo, esperienze col Città di Mestre, Villorba, Petrarca nella sua carriera. Vailati da fuori. Si oppone Lamberti. Diodoardo poi ha spazio per andare da Bebetigno. Mazzon si abbassa, riceve 1 contro 1 con Cerbone che gli sporca la traiettoria della sfera. E poi affretta qui Mazzon. Però tatticamente l'idea c'era tutta per andare da Vailati, rimasto dietro di qualche metro il numero 6. Dos Santos, Lamberti. Anticipato Cerbone da Mazzon. Ruzzene danza sulla sfera al numero 8.
Cerbone ha un po' di spazio, la allunga per la corrente Sandri, viene anticipato però il suggerimento del numero 11. Per quanto riguarda quello che abbiamo visto nel primo tempo, oltre allo spettacolo purtroppo anche una brutta tegola per quanto riguarda l'LDFC con l'infortunio di Simone Novo. Infortunio al ginocchio, speriamo naturalmente che sia nulla di grave per il giocatore cresciuto con i colori della L84. L84 quest'oggi rappresentata sugli spalti con diversi giocatori della formazione torinese, che vede anche un po' di LD in panchina. Nel frattempo viene ammonito Diodoardo per questo intervento fuori dalla propria area. Avrebbe varcato la zona di sua competenza, secondo il direttore di gara, il portiere classe 2004. Rimane un po' incredulo qui il numero 1. Si ripartirà quindi con una punizione per l'LDFC da posizione molto interessante per i padroni di casa. Vediamo che se opteranno per una giocata o andranno direttamente alla conclusione. Deve posizionare i propri giocatori Diodoardo. Ruzzene va ai lati, Galliani e Mazzon. Sul primo palo si posiziona Ruzzene, in barriera va ai lati, sul secondo palo Mazzon. Sul limite dell'area Galliani, parte la rincorsa di Cerbone che conclude. Palla alta, non di tanto sulla traversa. Nulla di fatto quindi, si riparte con Galliani. Perde qui il contatto visivo con la sfera l'ex Italservice Pesaro. Dos Santos si abbassa sul baricentro, cambia poi il lato, va da Sandri. Grande giocata di Cerbone che prende il palo interno, poi stava arrivando Anea, legno colpito dall'LD, il Mestre Fenice dall'altra parte con Ruzzene. E attento Lamberti, che occasione da una parte, che risposta dall'altra. Galliani controlla, ancora al 5, va da Mazzon che deve indietreggiare. Luca Mazzon da uno sguardo ai compagni, poi preferisce andare sulla destra da Ruzzene che è bravo a controllare e andare da Galliani. 1 contro 1, Galliani Dos Santos. Prova ad accentrarsi il 5. Imbucata per Ruzzene che prova a girarsi. Cliente scomodissimo adesso per Sandri. Poi dall'altra parte Dos Santos, c'è ancora un po' di spazio per lui, prova a scavarla, ma che uscita di Diodoardo. Diodoardo qui è stato impeccabile, così come impeccabile in questo momento Sandri dall'altra parte del campo. Si sta correndo tantissimo, si sta davvero lasciando nulla al caso in questa sfida, che mette in palio 3 punti importanti per i rispettivi obiettivi. 3 punti che vorrebbero dire tantissimo per l'LD, che si avvicinerebbe anche all'obiettivo della Coppa Italia. E che vorrebbero dire continuare a risalire la china per il Mestre Fenice, arrivato qui con una doppia vittoria contro Reggio Emilia, tra campionato e Coppa della Divisione. Vai lati, Galliani riceve, si gira, controlla, ennesimo 1 contro 1 con Dos Santos. Cullani è ritornato in campo, palla sporcata da Sorbo. Non ha trovato la via del gol Cullani, ma ha fatto vedere cose molto importanti nella prima frazione. Il pivot classe 2003. Palla fuori proprio per lui che controlla, gliela porta via Sandri. 1 contro 1 con Diodoardo. Ancora Niccolò Sandri. Diodoardo in uscita, para. Dos Santos tocca per Sorbo che va ancora in mezzo da Dos Santos. Prima Galliani, poi Diodoardo. 2 occasionissime adesso per l'LDFC che però non riesce a trovare le 2 lunghezze di vantaggio. Si dispera mister Rosario Ganci. È andato un passo dal poker Niccolò Sandri. Cerbone controlla, tocca poi per Dos Santos. Lo guarda negli occhi Galliani. Sandri allarga il campo l'LD. Una sorta di velo qui per Cerbone da parte di Francesco Sorbo. Non si sono però capiti i due.
Ritornato sul parquet Riccardo Crescenzo, Granci Moscoso, anche Cullani controlla. Prova a entrare nella figura Sandri, Galliani. Va sulla destra, mette in mezzo con il destro, esce e con il piede libera la propria area Enrico Lamberti. Naturalmente ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto, 14-21 da giocare. Ogni possesso inizia ad essere più pesante rispetto al solito, anche se naturalmente manca ancora tantissimo. Più di 14 minuti sono un'infinità in questo sport. Conclusione nel frattempo che non trova lo specchio del Mestre Fenice, che prova comunque a rendersi ancora pericoloso in una partita più che mai aperta. Sandri, Dos Santos inizia ad entrare anche un po' di stanchezza adesso nelle gambe dei giocatori. Dos Santos per Sandri, controllo orientato col petto, prova a superare poi Diodoardo, è arrivato anche Cerbone. Preme sull'acceleratore l'LD, Sorbo, Cerbone, deviazione di Crescenzo, corner dalla destra per l'LD. Aveva fatto un'altra grande cosa qui Sandri, controllando con il petto, si era praticamente apparecchiato la conclusione. Poi è arrivato in suo supporto anche Cerbone. Dos Santos la vuole congelare, blocco offerto da Sorbo, Cerbone pisa per Sorbo, ancora Diodoardo in estensione, gran parata da parte di Sebastiano Diodoardo. Sandri la controlla, Dos Santos da fuori, altissimo questa volta. Galliani, Crescenzo, Cullani. Si deve abbassare adesso il Mestre per via della pressione dell'LD, che frutta una palla recuperata. Abbiamo già visto 7 gol quest'oggi. L'LDFC sta viaggiando a 3,6 di media ogni 40 minuti. 2,4 invece per quanto riguarda il Mestre Fenice. Le due squadre sono già quindi oltre la propria media stagionale. Crescenzo da fuori col piatto, para Lamberti. Sorbo con il petto, Cerbone controlla, si coordina, conclusione ribattuta, quindi Dos Santos continua ad insistere adesso l'LD, lo fa con Christian Javier Dos Santos, ancora il brasiliano, sterza ancora una volta, si accentra, conclude, Diodoardo, ancora preciso, da fuori Sandri, un missile rasoterra, Dos Santos per Sandri, tocco di fino nei pressi della linea avversaria, gol fondamentale per l'LD e soprattutto 20° centro stagionale per Niccolò Sandri, e 5-3. Niccolò Sandri sta trasformando in oro tutto ciò che tocca. Altra delizia della casa da parte del numero 6 dell'LDFC, che porta per la prima volta in vantaggio di 2 lunghezze i suoi. 12:40 ancora da giocare comunque, con il Mestre Fenice che non vuole recitare un ruolo di comparsa. Cerbone attacca, conclude, Diodoardo ancora. Sandri, Cerbone, non ha fretta adesso l'LD che va da Dos Santos. Si allarga anche Lamberti, lo serve il brasiliano. Supera la metà campo Lamberti, poi si va da Dos Santos. Attacca la profondità Cerbone, offre il blocco Sorbo. Poi c'è stata anche una spinta da parte di Cullani, che ha anche qualcosa da dire successivamente alla calamita di Bari. Secondo arbitro di questo pomeriggio, Galliani, Moscoso, 1 contro 1 con Cerbone, non riesce però a passare il dominicano, scivolata importante da parte di Daniele Cerbone. Cullani la protegge, lo aiuta anche Galliani. Crescenzo ha un po' di spazio adesso il numero 11. Moscoso riesce a liberarsi molto bene dalla pressione di Sandri, non da quella però di Cerbone, che vince ancora una volta quel duello.
Grande coesione adesso in ogni parte del campo da parte dell'LDFC. Continua però a far vedere buone cose anche il Mestre Fenice. Sandri, Sorbo. Dos Santos di prima per Sandri, anticipato da Crescenzo. Palla che finisce fuori. Lamberti con i piedi, pensa per un attimo anche alla conclusione, che scocca in un secondo momento. Va ad un passo dal gol Enrico Lamberti, che avrebbe voluto anche un inserimento sul secondo palo da parte di Daniele Cerbone, che non è arrivato. Crescenzo, Galliani, Crescenzo, Galliani, Cullani anticipato da Sandri, davanti alla panchina bianco-arancio. Moscoso, Bebetinho, si abbassa ancora il brasiliano, centra in pieno volto Dos Santos. Bebetinho, in buca per Cullani, ancora il pivot classe 2003, ex tra le altre di Lecco. Bebetinho, palla per Cullani, che ha provato a spostarla, non è riuscito però poi a tenerla in campo. Dos Santos, Lamberti, uno sguardo solito ai compagni, da un portiere all'altro, con Diodoardo che non perde tempo, serve Cullani che la controlla in due tempi, riesce anche a ripulirla, poi va in mezzo, non riesce a prenderla Lamberti, la palla che rimane sul rettangolo, la porta dall'altra parte Nicolo Sandri, a tu per tu con Diodoardo, ancora una volta Diodoardo, gran giocata qui a tu per tu da parte di Nicolo Sandri, che aveva fatto tutto splendidamente, poi non ha trovato lo spazio per passare. Dos Santos, Rosano, Sandri, qui subentra anche un po' di stanchezza, infatti va a sedersi un po' in panchina il numero 6. Fuori il vice capitano che si prende tutti i meritati applausi del pubblico di fede giallonera. Dentro Adriano Anea. Vaillati, Bebetinho, ultimi 10 minuti da giocare. Barnabavui si accentra al 17, riesce però a fermarlo Rosano prima, completa poi il lavoro difensivo Adriano Anea. Vaillati anticipa con la testa Cerbone. Bui attacca la profondità, Vaillati però preferisce andare da Diodoardo che cerca proprio Bui. Viene anticipato a sua volta da Rosano. Vaillati, Bebetinho, si abbassa Bui che riceve. Il giovanissimo va dall'espertissimo Bebetinho, quindi Vaillati, ancora Bui. Playmaker adesso, il numero 17, che ama variare molto, come abbiamo visto anche nella prima frazione, non solo. Bebetinho proprio per Bui. Si allarga e gli lascia lo spazio per la giocata Vaillati. Serie adesso infinita di passaggi in questa costruzione da parte del Mestre Fenice. Prova poi a spezzare questo ritmo Adriano Anea. Bebetinho, anticipo netto di Oanea, che poi con un po' di fortuna la trova ancora lì. Serve quindi sulla corsia di sinistra Rosano, Oanea, Rosano, anticipo di Bebetinho. Bui, giocata per Vaillati, si allunga il Mestre Fenice. Non glielo permette però Cerbone, che poi non trova però partecipazione in questa giocata. Pisa, Bebetinho per Mazzon, si sta andando davvero fortissimo adesso sul parquet di Caramagna. Mazzon, Bebetinho. Non si prende la conclusione, la scava per Mazzon che ha provato a conquistare lo spazio con il proprio corpo. Non è riuscito però poi a trovare lo spazio successivamente per concludere verso la porta difesa da Lamberti, che la mette in gioco per Dos Santos. Quindi Oanea nella terra di nessuno, poi il numero 10 Bebetinho, Bui, Mazzon, Bebetinho,
lo attende Dos Santos. Bebetinho apre per Bui. Mazzon riesce in un fazzoletto a tenerla sul rettangolo. Mazzon voleva ancora andare da Vailati, nulla di fatto però. Fuori Rosano per quanto riguarda l'LD, dentro di nuovo Sandri. Ha riposato davvero pochissimo Nicolo Sandri, giocatore troppo importante soprattutto in questi momenti della partita per lo scacchiere di Mister Ganci. Lamberti che ha cercato qui Nicolo Sandri. Numero 6 ringrazia il proprio portiere. Diodoardo imbuca direttamente per il proprio pivot, che poi torna da Bebetinho. Scala Mazzon, va in profondità Bui, riceve Mazzon. Di fino poi proprio per Bui, che riesce a galleggiare ancora, a mantenere il possesso. Che giocatore Barnaba Bui, davvero uno spettacolo per gli occhi. Bebetinho, fermato in modo irregolare da Nicolo Sandri. Vailati. Mazzon cambia lato per Bui, che si accentra ancora, giocatola di Bui che viene fermato in modo irregolare da Daniele Cerbone. Mamma mia, avevo detto qualche secondo fa, sottolineando le qualità di Barnaba Bui. Qui ci fa vedere un'altra cosa stupenda: talento cristallino da parte del numero 17 di Mister Landi. Tutti e quattro i giocatori di movimento a decidere quello che si può fare su questo calcio piazzato. Poi si allontanano Vailati, Mazzon e Bui. Rimane Bebetinho. Numero 21 va da Vailati, lasciato completamente solo. Arriva una paratona di Enrico Lamberti. Dos Santos poi prova ad affondare, non ci riesce. Diodoardo non rischia, mette out. Qui esulta come se avesse realizzato un gol Enrico Lamberti. Grandissima parata sul tentativo, sugli sviluppi del calcio piazzato del Mestre Fenice. Si è fatto trovare non pronto, di più Enrico Lamberti. Sandri. Bui. Naturalmente rotazioni ridotte anche per via dell'assenza per infortunio di Dragone dal primo minuto. E di nuovo poi che si è dovuto fermare nel corso della prima frazione Bebetinho. Riesce ancora, gran giocata, trova poi il palo esterno da una posizione defilatissima. Ha provato a graffiare il brasiliano. Ha trovato 15 marcature nella scorsa stagione, ne ha già realizzate 2 in questa. Vailati proprio per Bebetinho. Tra i due non riesce a passare con la serpentina. Sandri non riesce a passare a sua volta. Vailati poi ancora Sandri! Va da Daniele Cerbone. Assist di Nicolo Sandri, rete di Daniele Cerbone e 6-3. Assegnatelo per l'RGFC con il numero 11 spende il proprio time out a disposizione il Mestre Fenice. 60 secondi anche per noi. Ritornano in campo le squadre dopo la marcatura del +3 per i padroni di casa, siglata da Daniele Cerbone. C'è portiere di movimento per il Mestre Fenice, maglia bianca per Pierluigi Galliani. Prova a sfruttare la superiorità numerica con i giocatori di movimento. Adesso il team di Gabriele Landi.
Dall'altra parte inserisce i 4 giocatori più difensivi a disposizione in questo momento. Il collega Rosario Ganci, Cerbone, Sandri, Rosano e Dos Santos. Galliani, Bebetigno, Mazzon. Vailati subito con la conclusione, parte alta della traversa. Bebetigno, Bui, si va da Galliani, quindi Bui, si risale il campo, Bebetigno si prova dall'altra parte, sta facendo molto bene qui il portiere di movimento, la formazione veneta. Vailati in mezzo sul primo palo, Dos Santos poi da fuori. Ritorna in porta Diodoardo per questa azione, naturalmente poi appena troverà lo spazio lascerà di nuovo il posto a Galliani. Bebetigno, Vailati, pressione alta dell'LDFC. Bebetigno, Mazzon, non ci arriva per un soffio Cerbone, quindi Mazzon, Bui, Vailati da uno sguardo vede che si può fare il cambio. Nel frattempo si è fermato Nicolo Sandri che si tocca la caviglia sinistra, rimasto a terra nei pressi del centrocampo il vice capitano dell'LD. Caviglia sinistra coinvolta in questo momento. Sembrerebbe nulla di grave questa volta per il giocatore dell'LD che si rialza prontamente. C'è anche il 5 scambiato con Bui. Ritorna in campo Sorbo, 5:39 da giocare, insiste con il portiere di movimento, il Mestre Fenice. Restituisce Cerbone. Bui, Bebetigno, Mazzon, ancora Bebetigno, Galliani, quindi Bui, Galliani accoglie, va da Bebetigno, Mazzon, prima sulla destra poi sulla sinistra, prova ad insistere il Mestre Fenice con Bebetigno da play. La palla arriva a Vailati che fa saltare una posizione, va da Bebetigno, quindi Galliani controlla, non c'è spazio per passare in mezzo, Bebetigno vorrebbe calciare per un attimo, poi si appoggia ancora Vailati. Galliani, Bebetigno, vertice alto del rombo Cerbone, poi quando naturalmente la palla si abbassa il rombo diventa un rettangolo, conclusione di Bui, deviazione della difesa. Bui, Galliani, Mazzon, Vailati in mezzo, arginato però da Rosano. Bebetigno, Bui, Bebetigno, pisa per Mazzon, finta la conclusione, Vailati va in mezzo, Dos Santos ha capito tutto, la tiene in campo, la mette lì a disposizione di Sorbo, poi ci ha provato Cerbone da fuori, non ha trovato però lo specchio. Galliani va direttamente da Bebetigno, grandissimo stop da parte di Bebetigno che viene fermato in modo irregolare da Rosano. Mazzon, Bebetigno, Bui, ancora Bebetigno, vuole provare a sfondare il Mestre Fenice. Sandri da fuori, si rimane in quella metacampo lì con Galliani sulla banda di destra. Bebetigno, Mazzon, ancora al 21, offre un blocco Galliani, palla recuperata da Cerbone solo per un attimo. Bebetigno, palla in mezzo, Mazzon per Vailati che spara altissimo da ottima posizione. Aveva costruito davvero tutto molto bene il Mestre Fenice, non è riuscito però poi a trovare il colpo della quarta marcatura, si rimane così sul 6-3. Si fa sentire il pubblico di casa. Sorbo è stato questa volta anticipato da Bebetigno, onnipresente il brasiliano. Poi c'è un po' di fretta in questo fallo laterale, palla così che passa dall'LDFC al Mestre Fenice che rimette nella mischia Galliani come portiere di movimento.
Si fa sentire Rosano. Dos Santos la tiene in campo. Per un attimo stava anche per servire Cerbone. Dall'altra parte Mazzon preferisce tornare da Bebetigno, quindi Bui. Ancora Bebetigno, la raccoglie da una parte e va dall'altra, poi palla per Galliani. Da fuori Mazzon, conclusione che finisce larga. Sospiro di sollievo ancora una volta per l'LDFC, che sta reggendo bene l'urto. Bebetigno anticipa. Poi Sorbo si accontenta del fallo laterale. Palla tra i piedi di Vailati. Guadagna mezzo metro l'LDFC con un'altra rimessa. Poi c'è ancora una volta un po' di fretta. Ancora una volta questo premia il Mestre Fenice. Bebetigno, Galliani, Ruzzene, Galliani, Bebetigno. 3:15 da giocare. Galliani, Vailati, Bebetigno. Ancora l'ex Pesaro che accomoda per l'ex Pistoia Bebetigno. Quindi Vailati, Mazzon, in uscita Lamberti. Palla che rimane ancora a disposizione di Mazzon. Bebetigno da fuori, Rosano o forse Lamberti. Si salva ancora l'LD, stringendo i denti. Poi Lamberti con le mani, Diodoardo vola prendendo l'ascensore. Cerbone con la punta, Ruzzene anticipa tutti. Sorb da ottima posizione non riesce a sfondare. Mazzon, Vailati. Mazzon, 2:40. Bebetigno, tantissima stanchezza adesso da una parte e dall'altra naturalmente, in questa 12ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Dos Santos prova a mettersi in proprio, supera la mediana, ancora Dos Santos, prova ad offrire per Sorbo, ha capito tutto Mazzon, situazione di 2 contro 1 con Vailati sul secondo palo che riceve con la croce a dirgli di no Lamberti. Nonostante le 9 marcature viste, portieri assoluti protagonisti anche quest'oggi, con Diodoardo da una parte, Lamberti dall'altra, autori di grandissime prestazioni. Bebetigno, Vailati, si scende per Mazzon che risale il campo, ancora Vailati, quindi Mazzon in punta da Bebetigno. Ruzzene ha un po' di spazio al numero 8 che non ha fretta e va da Bebetigno. 1:57 da giocare, ultimi 2 giri di lancette, anticipo di Nicolo Sandri che poi ci prova direttamente dalla propria metà campo e dice è troppo facile, scrive il pokerissimo. E 7-3 per l'LDFC. È davvero difficilissimo trovare ancora degli aggettivi per descrivere quello che sta facendo in questa stagione Nicolò Sandri, che porta i suoi sul +4 in questo turno casalingo del campionato di Serie A2 Elite. Adesso c'è davvero una montagna da scalare per il Mestre Fenice. Vuole tutto il calore del proprio pubblico Nicolò Sandri. In queste ultime battute della sfida vuole rendere invece meno amaro il parziale il Mestre Fenice, che attacca ancora con Ruzzene e Galliani. Galliani anticipato da Dos Santos. Bebetigno, Mazzon, Cullani la protegge, va da Bebetigno. 1:30 ancora da giocare sul cronometro. Galliani per Mazzon. Conclusione larga. Lamberti con le mani, questa volta svirgolato direttamente sugli spalti dell'impianto sportivo di Caramagna. Ruzzene, Bebetigno.
Cullani. Cullani per Mazzon. Bebetigno. Galliani. Dos Santos la tiene lì, la protegge, poi va da Cerbone che allarga per Sandri. Poteva essere ancora una volta molto interessante questa occasione per l'LD. È rimasto però attardato Nicolo Sandri in questa situazione. Galliani, ultimo giro di lancette. Bebetigno, Cullani, tra le linee Galliani che non riceve, si va quindi da Bebetigno, ancora Cullani, Bebetigno, quel tandem che si porta poi su Ruzzene. Bebetigno, Galliani sul secondo palo, irraggiungibile qui la sfera per Mazzon. Continua a scorrere la clessidra del cronometro con Ruzzene che attacca, gli offre il passaggio Mazzon, Ruzzene va però da Bui che nel frattempo ha preso la maglia del power play. Intervento di Sandri considerato falloso. Meno di un possesso cestistico, 22 secondi e 3 decimi ancora da giocare, con l'LD che va verso un altro risultato importante davanti al proprio pubblico. LD che rimane così imbattuta a Caramagna Piemonte, continua a muovere la classifica in modo importante e decisivo, mentre invece si ferma la striscia positiva del Mestre Fenice dopo i due risultati vincenti con l'Olimpia Reggio Emilia. Suona la sirena in questo momento, si abbracciano i giocatori protagonisti di un altro grande sabato di futsal. Arriva la vittoria dell'LDFC sul Mestre Fenice per 7-3. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti, grazie per averci seguito e ai prossimi appuntamenti del grande futsal nazionale sul canale YouTube della divisione Calcio a 5.